Presso il Circolo Arci di Coiano si celebra la fine della stagione 2015 della Lega Ciclismo WISP di Prato, un'occasione per ritrovarsi con gli amici, con le società e con le leghe ciclismo delle province vicine con cui quest'anno è nato il trofeo metropolitano, ma anche l'occasione per fare il punto su quelli che sono i nuovi orizzonti del ciclismo amatoriale, sempre più indirizzato verso il cicloturismo. Ed allora andiamo ad ascoltare gli interventi che abbiamo raccolto in questa serata. Orlando Materassi, presidente della Lega Ciclismo WISP di Firenze, è stato un anno sperimentale per le vostre leghe, un anno che ha portato alla creazione di un circuito interprovinciale con 6 prove. Quali sono i bilanci al termine della stagione? Ma direi nello specifico per questo trofeo interprovinciale o intermetropolitano, come lo vogliamo chiamare, è stata un'esperienza molto positiva che ha visto una buona partecipazione di atleti e che comunque sarà un evento da riproporre anche per il 2016. Già ci stiamo organizzando per programmare appunto le varie gare di questo circuito. Ecco, guardando invece più nello specifico la Lega Ciclismo WISP di Firenze, che stagione è stata? Un territorio particolare, quello fiorentino, con 2 aree ben distinte, un'area cittadina e un'area invece ben più ampia con la provincia. Direi che il 2015 per la Lega Ciclismo è stata a Firenze un anno veramente splendido perché siamo riusciti a organizzare più manifestazioni, specialmente per quanto riguarda il cicloturismo. Abbiamo avuto un incremento appunto della partecipazione, ma soprattutto abbiamo avuto un incremento di tesserati di quasi 200 tesserati in più rispetto al 2014. Ci auguriamo che il 2016 sia quantomeno che possa ripetere il 2015, però diciamo ci sono i presupposti per poter ancora andare avanti. È oltretutto una presenza nel territorio diffusa sia nell'ambito cittadino che anche in quello provinciale. Se nell'ambito cittadino riusciamo a organizzare, per esempio durante i 3 giorni del Florence Bike Festival, la Gran Fondo con il transito anche dal centro eccetera, quest'anno nel 2016 verrà la partenza da Piazza del Duomo. La provincia invece offre l'ambiente, offre la natura, offre dei percorsi molto belli appunto nella natura, nell'ambiente. Ecco, e proprio parlando di uno degli eventi principali che interessano il territorio fiorentino come la Gran Fondo Firenze, spesso vediamo sempre di più, e uno trae spunto dalla Gran Fondo Roma, percorsi granfondistici che virano sempre di più verso il cicloturismo. È questa la destinazione? Sì, allora la Gran Fondo Firenze ha una particolarità, è agonistica, gestita dalla Federazione Ciclismo, e c'è la parte cicloturistica che la organizziamo noi. Devo dire che per quanto ci riguarda i nostri sforzi tendono tutti o in gran parte al cicloturismo. Teniamo conto che anche l'attività amatoriale, l'attività agonistica fa parte della storia della WISP, quindi ci sono tanti nostri tesserati che la praticano. Però io credo che il cicloturismo è il futuro del nostro ciclismo, perché è il ciclismo che sta nel territorio, quindi è promozione, è un ciclismo che vuole percorsi belli nell'ambiente, è un ciclismo che vuole percorsi sicuri per i nostri ciclisti. Quindi il nostro impegno maggiore è nel cicloturismo e abbiamo degli ottimi risultati. Per esempio quest'anno, nel secondo anno che abbiamo organizzato il circuito delle Gran Fondo della Terra dei Medici, abbiamo avuto una presenza di quasi 1000 presenza in più rispetto al 2014, con una partecipazione di 194 società. Arianna Nerini, presidente della WISP di Prato, al cui interno è inserita la Lega Ciclismo WISP. Il ciclismo è uno sport importante anche all'interno del vostro organismo e quindi la Lega Ciclismo ne ha un ruolo importante. Sì, assolutamente, la Lega Ciclismo è una delle nostre leghe più importanti. Ora non vorrei sminuire gli altri dicendo che comunque
è il nostro fiore all'occhiello, per tutte le attività che fa, per tutte, il movimento, per tutti i dirigenti, anche stasera insomma c'è la sala piena, e anche per tutte le persone volontari che ci collaborano e ci credono, e quindi sabato, la domenica, durante la settimana insomma vengono non solo in sede, ma si prestano anche a organizzare tutta una serie di manifestazioni per strada. Da sottolineare l'impegno delle leghe ciclismo di Firenze, Prato e Pistoia nell'unirsi per cercare una collaborazione maggiore e quindi anche dei numeri maggiori. Questo piccolo esperimento che è stato fatto all'interno della Lega Ciclismo può essere adottato anche all'interno di altre leghe? Sì, noi già con il Comitato di Pistoia facciamo, e con il Comitato di Firenze, facciamo un campionato interprovinciale per esempio di pallavolo, per cui squadre diciamo, di quest'area metropolitana si scontrano, e quindi da Pistoia magari vanno a giocare a Firenze oppure vengono a Prato. Questo secondo noi è una formula vincente perché comunque si apre la partecipazione al territorio. Fortunatamente è un territorio che non ha grossi problemi diciamo, di traffico, insomma, si percorre bene, e poi anche perché permette comunque alle società anche di incontrare società che con le quali normalmente non verrebbe a contatto. Il ciclismo poi ha un punto di forza rispetto a tanti altri sport, ovvero che la bicicletta non è solo sport, ma anche un mezzo di trasporto. Infatti la bicicletta è un fantastico mezzo di trasporto, fa bene all'ambiente perché non inquina, fa bene alle persone perché ci fa fare del moto. Se proprio vogliamo trovare una pecca è che purtroppo le nostre strade, sia per il traffico, sia perché magari qualche volta sono malmesse, possono diciamo, creare dei momenti di disagio. Però insomma sicuramente l'uso della bicicletta dovrà essere sempre più incentivato. In questa direzione la Federazione Ciclistica Italiana si è mossa con l'Urban Bike, una tessera che consente al ciclista che usa la bici per gli spostamenti di avere una copertura assicurativa. C'è qualcosa a cui sta pensando anche la WISP in questa direzione? Sì, infatti, ci stiamo praticamente adeguando per cercare appunto di offrire anche noi un servizio simile, anche se la nostra compagnia di assicurazione, la Marsh, ha già diciamo, delle buone polizze assicurative, non solo per diciamo, i ciclisti, i cicloturisti, ma anche proprio delle polizze anche personali per chi poi dopo usa la bici così per diletto o comunque anche per spostarsi, per andare al lavoro. Luca Vannucci, delegato allo sport del Comune di Prato, con lei parliamo di quella che è la bicicletta, non solo come aspetto agonistico ma anche come mobilità. Sempre più iniziative stanno nascendo sotto questo punto di vista, anche la Lega Ciclismo WISP sta sempre più indirizzando i propri sforzi verso il cicloturismo. Prato è pronta per accogliere i ciclisti che usano la bici tutti i giorni? Sì, diciamo che siamo una città che negli anni che sono stati si è sicuramente evoluta in questo senso. Noi abbiamo diversi chilometri di piste ciclabili, ci sono in progetti la realizzazione di nuove piste ciclabili, che sotto questo aspetto penso che Prato sia una città avanti, una città che negli anni 90, fine 90, inizi 2000, le amministrazioni da allora videro lungo in questo senso realizzando diversi chilometri di piste ciclabili. Sicuramente vanno completate, sicuramente vanno messe, probabilmente all'epoca erano pensate più come ciclismo a livello ludico, ciclismo proprio per quanto riguarda il tempo libero. Oggi quello che fa anche la Lega WISP di ciclismo è sicuramente più indirizzato a usare la bicicletta, a usare questo mezzo per spostarsi nella vita di tutti i giorni, spostarsi per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, per andare nel centro città, che sicuramente vanno migliorate e potenziate, però sì, penso che Prato sia una delle città sicuramente più avanti sotto questo aspetto. Interessante l'attività della Lega Ciclismo WISP con tante attività sul territorio, con queste società spesso animate dal volontariato che rendono vivo uno sport come il ciclismo che è nella DNA del pratese e di tutti coloro che vivono in questa provincia.
Ma io penso che il ciclismo sia un po' nel DNA di tutti gli italiani. Nel nostro, in particolare in Toscana, abbiamo avuto negli anni veramente la storia di ciclismo. Il ciclismo, non ci scordiamo, che è stato uno degli strumenti della rinascita di dopoguerra. Lo sport è sempre uno strumento importantissimo per le rinascite, è usato anche in tanti stati del mondo, è usato lo sport per rilanciare e per rinascere. Non ultimo il Sudafrica, Nelson Mandela ha usato lo sport per rilanciare dopo gli anni bui di Sudafrica. Prato ha sempre avuto una grande vocazione nel ciclismo, la Lega WISP sta facendo veramente un bel lavoro, stanno veramente persone che lavorano, vanno ringraziate, a parte l'amministrazione queste realtà vanno ringraziate tutti i giorni, c'è la Lega Ciclismo e tante altre associazioni, ma la Lega Ciclismo è proprio uno di quei tasselli che lavora tutto l'anno per promuovere e per dare spazio e vita a questo sport per quello che è stato, per quello che è e per quello che sarà. Dottor Francesco Panzera, qui ospite alla festa di fine anno della Lega Ciclismo WISP di Prato. Il ciclismo è un toccasana per la salute e per tutti coloro che lo praticano. Ciclismo, ma ancora di più il cicloturismo. È qui che la Lega Ciclismo sta investendo molto dei propri sforzi. Sono assolutamente d'accordo, io il ciclismo diciamo è un po' lo sport che ho praticato e con cui lavoro perché faccio parte dello staff dei medici squadra nazionale della federazione e tornando diciamo al ciclismo amatoriale, il cicloturismo secondo me è la massima espressione diciamo, per le persone comuni per fare attività sportiva, perché non c'è un grosso impegno a livello agonistico, lo può fare chiunque, è lo sport adattissimo dai 40 in su perché non dà nessun problema di tipo traumatologico, quindi si vedono anche persone di 80 anni andare in bicicletta, è assolutamente lo sport più collegato allo stare bene. Spesso è la cura, cioè tanti sportivi che hanno avuto problemi fisici di altri sport si avvicinano al cicloturismo, al ciclismo amatoriale perché in fase di riabilitazione scoprono questo sport e se ne innamorano, quindi ha un aspetto curativo e non dà, a differenza della corsa, problemi legati ai traumi, ai tendini e altre problematiche. È assolutamente vero, anche molti ex calciatori che hanno subito interventi ad esempio al ginocchio che cominciano a fare riabilitazione prima in palestra con le ciclette, poi cominciano ad andare in bicicletta e si innamorano, è difficile non innamorarsi della bicicletta. Come ha detto lei è uno sport assolutamente privo di problematiche a livello articolare, quindi è utilissimo per chi vuole dimagrire, perché ha bisogno di fare del movimento e ha problemi di schiena, di articolazioni, di caviglie, a differenza forse del podismo che effettivamente è uno sport molto traumatico, soprattutto per gli arti inferiori. Ecco, però quando ci si avvicina al ciclismo e lo si fa a livello agonistico, amatoriale ma agonistico, è anche importante essere ben consigliati perché a volte pochi millimetri possono creare l'insorgere di gravi problemi. Sicuramente, ora io parlavo che la bicicletta non fa male, però la bicicletta è come una scarpa, cioè ognuno deve avere la sua misura. E la misura corretta non porta a problematiche di tipo biomeccanico, l'importante è che siano le misure corrette. Alberto Pagnini, vicepresidente della Lega Ciclismo WISP, il braccio destro di Mancini, una stagione che si è chiusa con il bell'esperimento del trofeo interprovinciale, del trofeo metropolitano, un esperimento che è stato promosso a pieni voti. Sì, è stato un esperimento che ha coinvolto la Lega nostra, quella di Firenze e quella di Pistoia ed è stata un'occasione per far sì che il lavoro di tutte e tre le leghe sia stato in sinergia e abbia potuto creare questo circuito che speriamo, con il risultato alle spalle anche della stessa formula nel cicloturismo, nel settore amatoriale, speriamo di poterlo proporre anche per le prossime stagioni e far sì che debba raccogliere i successi ottenuti anche in questa stagione.
Ecco, si parla sempre di più anche con gli interventi precedenti di cicloturismo. È un po' la nuova frontiera del ciclismo amatoriale, ovvero pedalare insieme, magari con alcuni tratti cronometrati, ma poi alla fine ritrovarsi e magari fermarsi ad un ristoro con gli amici. Esatto, stiamo puntando molto su questo settore, anche noi come Lega di Prato. I numeri di questa stagione ci hanno dato ragione, siamo in incremento e non di poco. Il calendario per l'anno prossimo sarà anche sul discorso del cicloturismo un calendario molto ampio e molto fornito e siamo sicuri che è un discorso che prenderà campo, perché oltre al discorso del turismo e del ciclismo riusciamo a attrarre persone anche dalle province limitrofe e a offrire percorsi e servizi che i ciclisti nostri apprezzano. Giampaolo Mancini, presidente della Lega Ciclismo WISP di Prato, archiviata la stagione 2015. L'esperimento, quello con le province di Pistoia e Firenze, questo interprovinciale metropolitano, è andato bene, si può dire. 6 prove che hanno riscosso una buona partecipazione, un bel punto zero, un anno zero da cui ripartire. Sì, l'annata è andata discretamente bene, soprattutto vorrei dire nel mondo del cicloturismo abbiamo avuto dei numeri veramente interessanti, perché ne facciamo tante di manifestazioni cicloturistiche. Per quanto riguarda l'amatoriale, questo trofeo metropolitano appunto che ha gettato le basi per una collaborazione fra Firenze e Pistoia e Prato, appunto chiamandolo proprio trofeo metropolitano, quest'anno ha avuto veramente un discreto successo. Credo che sia una formula valida. Ora quest'anno purtroppo noi come Prato purtroppo non faremo nemmeno una gara di questo trofeo, lo riproporremo anche per il prossimo anno, però verrà fatta una gara a Firenze e 2 gare a Pistoia, quindi sarà un pochino ridotto, però riusciremo a tirar fuori qualcosa di buono anche quest'anno, penso. Anzi, a Pistoia addirittura ne faremo 3, perché oltre alla prima prova che la farà il Panconi con la Toscana Dinamo, ci sarà l'Agliana Ciclismo, che una come Agliana Ciclismo e una collaborazione con la P6 faranno un'altra gara, quindi saranno quest'anno 4 gare che mi auguro che abbiano il successo che meritano. Ecco, ma abbiamo intuito anche dagli interventi di coloro che ti hanno preceduto che la frontiera della Lega Ciclismo WISP è sempre di più rivolta al cicloturismo, sempre di più rivolta a chi pratica questo sport senza magari l'ossessione del risultato, ma con la voglia di pedalare con gli amici in sicurezza. Sì, e io conosco tantissime persone, tantissimi ragazzi che ormai da tanti anni fanno parte della nostra Lega, che proprio hanno deciso un po' di voltare pagina così e si sono buttati tutti sul cicloturismo. Infatti a Prato abbiamo 2 o 3 squadre veramente interessanti che proprio fanno il loro credo, ecco, il loro credo è il cicloturismo. Tant'è vero che li vediamo arrivare alle nostre manifestazioni, arrivano magari dopo un'ora tutti insieme, perché hanno magari anche delle donne che fanno parte del gruppo, però si aiutano a vicenda, arrivano tutti insieme e secondo me il cicloturismo, ma non solo il cicloturismo, anche cercare, riuscire a convincere i comuni cittadini, cioè coloro che usufruiscono tutti i giorni della bicicletta, che sarebbe bene si avvicinassero un po'. Noi cercheremo di andare loro incontro, però anche loro sarebbe bene si avvicinassero un po' al nostro mondo, perché il mondo del cicloturismo, dell'andare in bicicletta con allegria, con soddisfazione, magari trovare dei buoni ristori alle nostre manifestazioni, credo che sia una cosa positiva. Anche perché ne parlavamo con la presidente della WISP di Prato, quando si è tesserati WISP c'è una copertura assicurativa, quindi anche chi usufruisce della bici tutti i giorni può avere questo vantaggio e il prezzo dell'iscrizione è minimo in confronto ai vantaggi che se ne possono avere. Sì, naturalmente con la nostra tessera WISP, che non ha un costo eccessivo, ha una copertura assicurativa, quindi chi si tessera ha questa possibilità di avere una doppia assicurazione, una per il rischio contro terzi, perché appunto è assicurato se dovesse creare dei problemi a terzi, ma oltremodo è assicurato con la polizza infortuni, e quindi in caso, naturalmente uno non fa la tessera con la speranza di usufruire dell'assicurazione, però purtroppo le cose possono succedere e avere una copertura assicurativa è sempre bene. Senti, prendo spunto da una bella iniziativa che ha lanciato un comune limitrofo a Prato, Firenze, assieme alla Fiorentina hanno lanciato
una sorta di binario preferenziale di accesso allo stadio per coloro che arrivano in bicicletta. Si può ripetere una cosa così a Prato? Ma non so se sarà possibile, ma penso sarebbe una bella idea. Ora Prato magari non ha il caos del traffico che ci può essere a Firenze magari, però potrebbe essere un'idea. Parlando invece di cicloturismo, la frontiera che abbiamo capito essere quella in cui la Lega Ciclismo sta puntando maggiormente, il format giusto, c'è chi magari sostiene la cicloturistica pura, c'è chi invece sostiene una cicloturistica con dei tratti cronometrati. Quale può essere l'evolversi di questa situazione? Senti, io ti parlo sinceramente col cuore in mano. Per me il cicloturismo è cicloturismo, per me i tratti cronometrati non vanno bene. Te lo dico sinceramente, perché quando si tratta di cicloturismo la gente deve andare in bicicletta per divertirsi. Quando si tratta di fare un tratto cronometrato già è una forma di agonismo, quindi secondo me non ha più niente a che fare col cicloturismo. Quindi per me io sono per il cicloturismo puro, quello di partire in compagnia, trovare il gruppetto giusto per poter anche magari scambiare due parole nel tempo che si pedala, trovare dei bei ristori, tornare all'arrivo, mangiare, bere, divertirsi e tornare a casa beati e contenti. Anche perché se si lega il cicloturismo con le eccellenze paesaggistiche ma anche enogastronomiche della Toscana, il risultato è fatto. Sì, appunto, ma a livello anche regionale stiamo proprio cercando di lanciare questo anche quest'anno faremo quattro prove per il campionato toscano di cicloturismo e tra l'altro quest'anno siamo entrati anche come Prato con la Prata Betone in questo circuito di cicloturismo, perché appunto anche la Prata Betone ormai dopo tanti anni si è convertita al cicloturismo, visti i grandi problemi purtroppo che creare delle manifestazioni ad hoc per i cicloamatori. Quindi la Prata Betone diventerà cicloturistica e appunto proprio in Toscana stiamo parlando con le società che organizzano proprio il discorso enogastronomico e paesaggistico, è una cosa molto importante. Senti, un ringraziamento finale penso che vada ai tuoi collaboratori e agli sponsor che vi sono a fianco. È chiaro, i miei collaboratori io li chiamo i miei ragazzi, siamo tutti ragazzi di una certa età, però ormai sono tanti anni, tanti veramente che collaboriamo insieme, viviamo, andiamo alle manifestazioni e io li ringrazio, non finirò mai di ringraziarli per quello che fanno per la nostra Lega e per il ciclismo. E in più qualche sponsor che abbiamo, ora non sto a rammentarli, per esempio stasera avevo invitato, mi sarebbe piaciuto che fossero stati qui con noi, anche la Moto Guzzi per esempio, che è un'associazione che appunto è sempre presente alle nostre manifestazioni, si presta volentieri a fare servizi alle gare, però purtroppo proprio stasera avevano la loro festa della Moto Guzzi proprio, quindi non sono potuti venire, però mi hanno mandato i saluti e mi hanno detto che sarebbero stati contenti anche loro di essere qui. Poi naturalmente ci sono le associazioni di volontariato, ci sono le misericordie, le pubbliche assistenza delle quali abbiamo bisogno e necessità per le nostre manifestazioni e io li ringrazio infinitamente tutti e colgo l'occasione, proprio dato che siamo sotto le feste, per fare un grosso augurio di un buon Natale e di un sereno anno nuovo a tutti.